Da Bibione a Rosolina, da Jesolo a Eraclea, lungo tutto il litorale veneto sono iniziati in queste settimane i lavori di ripascimento manutentivo delle spiagge, azione propedeutica a mettere in sicurezza la costa e a permettere l'avvio della stagione balneare. Tutte le spiagge della costa veneta proprio in queste settimane hanno iniziato gli interventi di preparazione per la stagione estiva. La nostra è un'attività lunga, abbiamo bisogno di tante settimane di lungo tempo per preparare le spiagge, per allestirle per la stagione. Il ripascimento manutentivo è una componente essenziale non solo della difesa delle coste, ma anche per creare i presupposti per mettere in condizione la grande macchina del turismo veneto di partire. Oggi in particolare siamo a Eraclea, dove Regione Veneto sta finanziando un intervento importante in partenariato anche con l'amministrazione comunale e anche con i privati che da sempre fanno la loro parte da questo punto di vista. Stiamo appunto lavorando per essere pronti il prima possibile e per poter aprire le spiagge appena ci sarà consentito. Accumulata su enormi dune o aspirata dal mare, quale che sia la tecnica scelta sulle varie spiagge per spostare in ciascuna decine di migliaia di metri cubi di sabbia, la costante per tutti rimane una: i costi enormi. Anche per questo Union Mare Veneto e le altre associazioni di categoria da tempo chiedono interventi più strutturali per far fronte a situazioni a volte gravi e che rischiano di mettere a repentaglio la stagione balneare. La fragilità della costa, non solo veneta, ormai è sotto gli occhi di tutti. È evidente che il ripascimento manutentivo è una parte fondamentale, è altrettanto evidente che è arrivato il momento di pensare degli interventi strategici e strutturali di difesa, non solo per le coste dal punto di vista ambientale, ma anche per mettere in sicurezza un comparto che è bene sempre ricordarlo, rappresenta una componente fondamentale del prodotto interno della nostra regione. Con l'arrivo del Recovery Fund ci sono anche delle risorse alla quale voi sperate di poter attingere? Assolutamente così. In Veneto il turismo rappresenta la prima industria della nostra regione, di questo bilancio il tematismo del mare rappresenta un 50%, è evidente che questi fondi debbano essere utilizzati anche e soprattutto per mettere in sicurezza questo comparto, come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che parlando di turismo ha parlato di una vera e propria industria sulla quale vale la pena investire. Gli interventi che preludono all'inizio della stagione sono tutti avviati, quindi, ma grandi preoccupazioni ancora permangono nella categoria, come quello del dialogo tempestivo con le istituzioni centrali, alla luce di quanto è emerso recentemente con il settore turistico della montagna. L'anno scorso abbiamo prodotto tutti un grandissimo sforzo per trasformare l'oggettivo momento di difficoltà in un aumento della qualità dei servizi e della sicurezza da offrire ai nostri ospiti. Vediamo in questi giorni i grandi problemi che stanno riguardando i colleghi della montagna, a cui va la nostra solidarietà. Le spiagge del Veneto sono un comparto importante del primato turistico e necessitano di grande tempo per essere preparate e essere messe in funzione. Quindi ci auguriamo che nelle prossime settimane ci possa essere un confronto franco, costruttivo, perché vogliamo farci trovare pronti per far partire la grande macchina della costa veneta.